Presidente Baldacchino, oggi un interessante convegno sulle nature del grillo e dell'avola, inserito in Sicilia in Bolle 2025, una manifestazione che cresce anno dopo anno, anche quest'anno non poteva essere diversamente. Sì, effettivamente è un'edizione da numeri strepitosi al momento perché abbiamo le masterclass tutte o quasi sold out, anche una grande edizione oggi a questo talk iniziale. Prevediamo di avere un dischetto numero di persone ai banchi d'assaggio la serata finale di lunedì al Madison. È un momento particolare per la nostra città, lo sappiamo, siamo capitale della cultura, la nostra regione regione gastronomica europea, quindi sono due cose che in contemporanea stanno secondo me portando tanto diciamo, al nostro territorio. E in quest'ottica abbiamo pensato di diciamo, arricchire il contenuto di questa nostra manifestazione Sicilia in Bolle, dedicando un momento di apertura a questo tema che per i wine lovers è molto interessante attualmente, cioè quello del grillo e del nero d'avola che viene dimenticato sotto l'aspetto diciamo, della origine da diversi areali siciliani. Quindi dobbiamo capire con questi grandi esperti che abbiamo oggi in questa tavola rotonda la vera origine del nero d'avola, la vera origine del grillo e poi approfondire il discorso parlando di quelle che possono essere le prospettive. Diciamo che il dono che AIS, Agrigento Cortanese e AIS Sicilia fa ad Agrigento Capitale della Cultura. Un talk direi che vede una partecipazione straordinaria, le istituzioni, l'Irbo, l'Enologi, Ansaldi, Guzzo, i produttori, Gurrieri, Morgante, grandi produttori di Nero d'Avola e poi Gio Castellano che ha scritto un libro proprio sul Nero d'Avola e poi naturalmente Rosario Lentini, uno storico dell'economia e della ampiografia siciliana. Parleremo del Nero d'Avola, che sono i vitigni che in questo momento hanno grandissimo successo, soprattutto il Grillo, ma parliamo sempre di Nero d'Avola perché puntiamo a rilanciare il nostro vitigno principe. L'Ice Boll, Sicilia in Bolle cresce sempre, anche quest'anno con nuovi numeri importanti. Assolutamente sì, è un'amministrazione che ha raggiunto l'11° anno, lo spumante siciliano comincia a crescere e sin da subito l'AIS ha creduto nelle bollicine siciliane creando questo evento che oggi ha grande riscontro non soltanto in Sicilia, ma oggi in questa edizione avremo ospiti che vengono da altre regioni per attenzionare lo spumante siciliano e questo è molto importante. Sì, partiamo con l'11ª edizione di Sicilia in Bolle, la 2025. Oggi ci troviamo a Casa Barbadoro, o Casa Deodorus per lo meglio dire, e quindi inizieremo alle 17 con il convegno relativo appunto alla sponsorizzazione del vitigno Grillo e vitigno Nero d'Avola. Subito dopo continueremo con una masterclass con dei vitigni siciliani riguardanti proprio la caratteristica del Grillo e del Nero d'Avola e ci sarà anche un'incognita con due vini con i calici serviti alla cieca che verrà fatta alla fine. Si proseguirà poi con un buffet finale con i prodotti della spontistica siciliana. Lunedì appuntamento immancabile, quello del 14 con 70 aziende dove proporranno i loro prodotti della spontistica non solo siciliana ma abbiamo anche qualche azienda partner del nord Italia, quindi saranno presenti anche alcune aziende del nord Italia e ovviamente la serata poi si concluderà con la classica sciabolata e poi con un cocktail party e una serata danzante, una serata free per gli invitati. Tonino Guzzo, grande enologo di origine agrigentina, non poteva non mancare a questa tavola rotonda sulle origini del Grillo e del Nero d'Avola, due vini importanti per la nostra economia siciliana. Sì, due vitigni principali su cui ha puntato decisamente il consorzio DOC Sicilia, blindandoli, in quanto si possono produrre solo come DOCG, quindi due vitigni che hanno avuto in passato, soprattutto il Nero d'Avola, grande sviluppo, negli ultimi anni anche il Grillo, visto anche un po' il cambio dei consumi che c'è stato, sta avendo grande risonanza a livello internazionale. Cosa dire? Due grandi vitigni sono stati riscoperti, ma c'era poco da scoprire perché da sempre hanno rappresentato vitigni che danno vini di altissima qualità. Bisogna
continuare su questa strada, farli bene e farli conoscere al mondo intero. Gio Castellano, lei ha pubblicato un libro proprio per una vera storia del Nero d'Avola, inserito in questo contest di questa sera qui a Casa Barbadoro, proprio per parlare delle origini del Nero d'Avola e anche del Grillo. Una sua riflessione. Ci confrontiamo oggi assieme, grazie anche agli amici di AIS, per questo momento di verità, come dire, e soprattutto di conoscenza di due vitigni, il Nero d'Avola e il Grillo. Sul Nero d'Avola, appunto, come voi avete detto appena adesso, finalmente penso che abbiamo scritto una prima grande pietra che mancava da 2600 anni, cercando di parlare un minimo di questo vitigno di cui tutt'oggi purtroppo anche in tutte le testate web si dicono delle cose assolutamente facili e non certo riconducibili alla verità. Stiamo finalmente dando una verità a un vitigno che si chiama di fatto calabrese ancora oggi, come sinonimo Nero d'Avola. Bene. Voi oggi intervenite a questo Sicilia in Bolle 2025, a questo simposio dedicato alle origini del Grillo e del Nero d'Avola. Sì, interveniamo alla tavola rotonda, al talk, ci hanno invitato, l'AIS ci ha invitato a fare un intervento e rappresento io l'IRVO in questo momento e quindi parlerò io. La vostra funzione nel territorio, sul comparto? Io direi sull'intero territorio regionale, più che Agrigento, Caltanissetta. La nostra funzione, l'IRVO nasce negli anni 50, voluto dalla politica regionale, e poi negli ultimi tempi nasce come Istituto regionale della vite e del vino. Nel 2009 credo gli hanno dato compiti di certificazione e controllo del vino, denominazioni d'origine controllate e protette, e nel 2011, se non ricordo male, anche quello dell'IGP olio extravergine di Sicilia, olio di oliva. Noi ci occupiamo di promozione, in particolare la branca che seguo io, e di attività fieristica, quindi diamo la possibilità alle aziende olivicole e vitivinicole di partecipare alle fiere più importanti nazionali e internazionali. Ne cito qualcuna in Italia, Vinitali, Sol per l'olio, all'estero Wine Paris a Parigi, ProWine a Düsseldorf, Amsterdam per quanto riguarda i vini sfusi. L'istituto si occupa anche, come dicevo prima, di certificazione e controllo delle produzioni sia del vino che dell'olio extravergine IGP. Ci sono due colleghi che sono a capo di due distinte unità operative, organismo di controllo vino e organismo di controllo olio, che adempiono a tutto quello che è le finalità della certificazione e controllo. Oggi si è discusso delle nascite, delle origini del Grillo e del Nero d'Avola. Ecco, lei ha fatto una relazione dettagliata, soffermandosi proprio in particolare sulle origini del Grillo. Sì, storicamente il Grillo è uno dei vitigni più giovani rispetto al Catarratto, all'Insolia, ai Calabresi, nel senso che quelli sono vitigni che hanno un passato remoto e remotissimo anche. Il Grillo è invece un vino certamente ottocentesco. Per la prima volta se ne parla nel 1873 come di un vitigno che si trova in territorio di Marsala e in nessun'altra provincia siciliana. È una varietà che con molta lentezza è passato poi nelle contrade vicine e solo molto tempo dopo, soprattutto dopo la fillossera, il Grillo ha cominciato ad avere una sua visibilità in territorio siciliano, perché è stato uno di quei vitigni che meglio si è reso compatibile con il piede americano necessario a fare sopravvivere, dopo il passaggio alla fillossera, la nostra viticoltura autoctona.
E quindi il successo del Grillo diciamo che è tutto novecentesco, ma la sua zona di origine, il suo territorio di nascita è innanzitutto il territorio marsalese. Il fatto che i genetisti dal 2007 in poi hanno scoperto che il Grillo è frutto di un incrocio tra il Moscato di Alessandria, cioè il nostro Zibibbo, e il Catarratto, e che questi genitori coincidono con un'altra varietà, anzi un altro vitigno creato dal barone Mendola di Favara, dichiarando di aver utilizzato un incrocio tra il Moscato di Alessandria e il Catarratto. Questo ha indotto a pensare che il Mendola fosse anche il creatore del Grillo, ma in realtà non è così, perché questo incrocio realizzato dal Mendola comincia a fruttificare nel 1874, quando già in provincia di Trapani e a Marsala il Grillo è invece coltivato e diffuso, quindi cronologicamente non regge. E poi di recente i genetisti viticoli, scoprendo a Montpellier un tralcio del Catarratto Cerletti, hanno potuto condurre le indagini molecolari, dalle quali certamente si è scoperta la paternità, che è identica a quella del Grillo, cioè lo Zibibbo, il Moscato d'Alessandria, ma la genitrice non risulta essere il Catarratto, perché probabilmente c'è stato un errore iniziale nella comunicazione. Quindi la possibilità di equivocare sembrerebbe non esserci anche sul piano scientifico di ciò che almeno ritengono i genetisti. Sul piano storico, per quello che posso dire con modestia, è che il Grillo risale molto probabilmente ai primi dell'Ottocento ed è figlio di quel boom viticolo che si sviluppa in quell'area grazie a che cosa? All'arrivo degli inglesi che cominciano a produrre vino Marsala dalla fine del Settecento in poi, e che imprimono alla viticoltura marsalese una crescita esponenziale.